Rendete sempre ragione della speranza che in voi, che in questa sparagola Monsignor Antonello Mura, piscamo desa diocesi de Nugore e della Nusè, ha cominciato a negoziata, che in sorbatto scandidato a sa presidenza desa regione, Lucia Chessa, Renato Soro, Alessandra Todde e Paolo Truzzu. Risposta de non prude 3 minuti senza rizzoccare sarmanoso, so scandidaus hanno risposto a sar dimanda de Monsignor Mura in sumudore attento desa gente accudia a dare più spesi in questa maniera sa sparagola sissoro. A questa andando oie sa politica, cale su ruolo suo in questa sociedade partia tra chi è galo a gana di piccare parte a sa vita democratica e chi invece delegata rinunziando a andare a bottare. Sa responsabilità de chi è governata, sorgrandu tema de su dibattito politico, sa visione in su tempo si speranzi e si impinnu. A sos candidao su Piscamu de Nugoro li sa pediu deva vedere de sos programma sissoro che una mirata differente, prus umana, prus attenta a sor bisonzor desa gente, moghende proprio de su rispetto pro chi è ate ideas politicas differentes. E si sta un confronto educau, ghiau che indili chi è competenza dai Monsignor Mura, chi abboccau a pizzu s'importanza de sor media e de sor social canno s'impreana chi incapia e prova voresse sa scurte su dibattito civile. Sa Guardia di Finanza di su comando provinciale de Castello ha scoperto una truffa di 300.000 euro fatta da una società di su settore di su commercio desapettas in grosso, che appiccava un finanziamento pubblico a maniera illecita prova che era una piattaforma internet de vendita. Sa società ha rendicontausa si spesar fattas che in fatturar frassas pro Kirkar de Mercau e mittiar de un'altra società legata su mattessi amministratore unico. S'operazione mandata dai Nantir dai sus investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria che accabat un'attività avviata in su 2023 in ambito di su contrasto a sos illicitos che pertoccan sor fondo de su PNRR. Chi 60 giudizios promovios est annarres plurdes de che 7% de totus os recursos in entrada, se dilizia barra sa materia che si discutiti de pruso in sos procedimentos giudiziarios affrontados da esutar regionale in su 2023. Soltanto de sos pretos chi pertoccan sos appaltos su una barra costante mescamente in su settore de sos servizios e de sar forniduras. In aumento invece sas causas pro sos impiantos de energia rinnovabile. A dare sos numeros custumanzano usare l'atta di apertura d'esame giudiziario amministrativo in sa sede de Suttar in Castello. Su bilancio vato da su presidente Marco Buricelli pros attività de 2023 espositivo, casa giustizia amministrativa in Sardegna a dispetto de sa mancanza de personale e s'aumento de sos recursos er mezz'orada rispetto a sos anno scolaoso. E scominciamo in Tatar in sollocaller de promocamera su Ziro in Sardegna de su Job Day. E si sta su primo de sos 6 appuntamentos organizzato da assessorau regionale de su traballo e da Aspal Sardegna che in sor centros pros impreu chi custumanzano pros inaugurazione ha registrato 7.000 candidaturas pros as offertas de traballo. Sa direttora generale de Aspal Maika Versano ha sottolineato che sono datos importantes e sono prus arto rispetto a s'anno passau. De primo manzano in Medasa giovanos in circa de su primo impreu o disoccupaus chi cheren tornare a traballare si sun presentati provà che sos colloquios che imprur de 60 impresas. In questa edizione de su Job Day una desa novidades de importo è su barometro su presoccupazione pro monitorare in tempo reale l'andamento desa dimanda e desofferta de traballo. Battempur finza a subindichi de Vrevadio pro presentare sa richiesta pro diventare operatore volontario de su servizio civile universale. Su bando nazionale ponet a disponimento in tutta Italia pro de chimbanta mizza postos assegnaus promedio di un colloquio pro chi è ata da esorde che 8 a sor 28 annos. In Nugoro, su bando, chi s'accatat in su sito internet de su comune de Nugoro in sa pagina Facebook dedicata, lu gesti su centro Europe Direct de su comune e sospostos assegnaus su nu 40 battoro pro duos progettos. Su primo, linea amica con il comune cittadini attivi, pro 20 battor volontarios, chi promedio dei sportellos informativos hanno a dare uno scanto servizios a sor cittadinos. Su secondo progetto pertocca sul Istituto Superiore de Nugoro che in sos sportellos Skill for Future, tutti in classe.